Buonasera. La conferenza di questa sera, svolta da due relatori, Farida Simonetti, storica dell'arte, a lungo direttrice del Palazzo Spinola, del Museo di Palazzo Spinola, e attualmente presidente del FAI in Liguria, da un lato, e dall'altro Gianluca Zanelli, anche egli storico dell'arte, che, come dire, al quale Farida Simonetti ha passato il testimone, autore di pubblicazioni, sia lui ovviamente che Farida Simonetti, molto molto noti non soltanto a Genova, come minimo in Italia. Il tema su cui loro parleranno si inserisce in un argomento che più in generale è stato intitolato Munificenza e arte a Genova e in Liguria nell'Ottocento e nel Novecento, laddove, come ho detto, per la prima conferenza su questo argomento, svolta da Piero Boccardo e Raffaella Besta proprio sulla donazione, chiamiamo galliera, che poi si è visto non essere rigorosamente galliera, ma diciamo la donazione di Palazzo Rosso. Bene, questo è il secondo momento. E qual è il cuore del tema su cui questi importanti relatori sono chiamati a parlare? È quello di illustrare un atto, un gesto di dono che viene fatto da parte di privati, dono di beni di loro proprietà, che possono essere immobili, che possono essere collezioni, che possono essere opere d'arte, con il preciso scopo di arricchire non soltanto se stessi o la loro famiglia, ma di arricchire la collettività. Quindi c'è questo passaggio così importante che richiama proprio un alto senso del bene comune, laddove il concetto di bene comune sovente viene davvero dimenticato sotto molteplici aspetti. E come si vedrà più nel dettaglio, a Palazzo Spinola non solo c'è questo, Palazzo Spinola rappresenta proprio un dono fatto dai due fratelli Paolo e Francesco Spinola, ma rappresenta, come dire, un punto di attrazione per donazioni continue, perché se non ricordo male ci sono donazioni anche di beni, di collezioni tra virgolette minori. Penso per esempio alle Vieilleuse donate da Risso, che sono così carine, tutte belle, messe insieme, che illustrano delle diversità anche su un oggetto così, diciamo, di casa come erano quelli. Ma ancora di recente ho visto che per esempio Camilla Salvago Raggi ha donato per esempio il busto di Lorenzo Raggi. Ci sono dei dipinti meravigliosi, i servizi di cui parlerete. Ebbene, che cosa vuol dire secondo me? Che questo gesto iniziale così importante rappresenta proprio quello che potrebbe essere definito un polo d'attrazione per chi ha degli analoghi sentimenti di trasferire dal personale al privato al pubblico, ed è un gesto che secondo me merita di essere illustrato ed eventualmente seguito da altri. Grazie. Okay. Allora, grazie dell'invito a questo incontro, che è una graditissima occasione per essere oggi qui con voi e anche per ricordare il gesto, come si diceva, generoso dei marchesi Paolo e Franco Spinola, proprio alla vigilia dell'anniversario, sarà fra poco il 67esimo anniversario da quel 31 maggio 1958, data in cui appunto i due fratelli firmano l'atto di donazione allo Stato italiano del palazzo storico di famiglia a Pelliceria, perché diventi la nuova Galleria Nazionale di Palazzo Spinola. Franco, vediamo. Funziona? No, sinistra.
Franco in quel momento aveva 80 anni, purtroppo morirà proprio 20 giorni dopo, il 20 giugno, e quindi il fratello Paolo, carattere schivo, riservato, decisamente forzato in questo ruolo, si troverà ad essere invece il protagonista di tutta la fase di consegna del palazzo di Pelliceria allo Stato italiano e di consegna della villa a San Michele di Pagana, dove si erano trasferiti l'ultima generazione, diciamo, degli Spinola, donata al sovrano militare Ordine di Malta. Questi due determinanti gesti che liquidano in qualche modo le grandi proprietà dei due fratelli sono evidentemente il risultato di una presa di coscienza, della consapevolezza di essere vicini inevitabilmente alla fine della vita, di non avere eredi diretti e di avere il dovere di decidere il futuro per un patrimonio di cui erano consapevoli. Era ingente il valore economico, ma soprattutto era particolarmente significativo, e lo dimostravano vari vincoli anche che erano stati fatti dalla soprintendenza negli anni precedenti. Era di straordinario valore artistico e di importante spessore storico. Quanto i due fratelli avevano ereditato dal padre Ugo in comune e in parti uguali era in realtà il risultato di un patrimonio che, passando di generazione in generazione per via ereditaria, era andato ovviamente implementandosi grazie ad una secolare confluire di beni da diversi rami delle famiglie, e quindi ai patrimoni delle famiglie che si erano succedute come proprietarie del palazzo di Pelliceria, e cioè a partire dai Grimaldi, Pallavicino, i Doria, per arrivare agli Spinola, si erano aggiunti beni giunti a queste famiglie attraverso legami di parentela e altre vicende ereditarie, e quindi beni dai Durazzo, dai Balbi, dai Serra. E questo ininterrotto secolare incremento certo caricava i due fratelli del senso di responsabilità, del evitare di essere proprio loro i responsabili di una irreparabile dispersione. A queste considerazioni si aggiungeva il fatto che il palazzo era stato fortemente danneggiato dai bombardamenti dell'ultima guerra, e uno spezzone incendiario aveva quasi distrutto gli ultimi due piani del palazzo, poi velocemente ricostruiti dal genio civile, fino ad arrivare a danneggiare e creare quella lacuna che è stata lasciata in vista proprio per ricordare questo drammatico evento, fino a danneggiare l'affresco di Tavarone del secondo piano nobile. E proprio probabilmente la necessità di restauri, la necessità di interventi conservativi doveva essere stata l'occasione per incontrare Pasquale Rotondi. Pasquale Rotondi era arrivato nel 1949 a Genova come soprintendente, dopo essere stato l'eroico salvatore di gran parte del patrimonio artistico italiano durante la guerra. Rotondi come soprintendente evidentemente riesce a creare comunque un rapporto positivo con i due fratelli, a conquistarne la fiducia, e diventa il punto di riferimento, il supporto, colui che dava consigli e indicazioni su quello che sarebbe potuto diventare appunto il palazzo e sull'uso del patrimonio. Ed è probabilmente in una collaborazione che nasce quella che è la versione definitiva del testo che appunto vanno a firmare nel maggio del 1958.
Di questo testo quello che in realtà è particolarmente interessante è il fatto che non si limita ad essere il documento di passaggio di proprietà dalla famiglia allo Stato, ma si sofferma necessariamente sul esprimere quelle che sono le condizioni, i vincoli della donazione e soprattutto quelli che sono gli scopi che si voglia raggiungere con il gesto che si va a fare. E dunque questo testo è quello che in diversi punti vale la pena leggere con attenzione. Come vi dicevo, Rotondi, lo vedete qui, che riceve le chiavi da Paolo Spinola, è lui che dietro ai fratelli suggerisce, in particolare poi vedremo alcuni dettagli di queste condizioni. Tanto per incominciare, al palazzo suddetto deve essere data e mantenuta da parte dello Stato donatario la denominazione di Palazzo e Galleria Spinola, e qui si capisce che il desiderio è quello che si mantenga il legame tra il palazzo e il loro nome, tra il palazzo e appunto il nome che desiderano sia tramandato nel futuro in mancanza di eredi. Si dovrà mantenere custodito e riunito in detto palazzo quanto di detti marchesi trovasi sistemato nel palazzo stesso. Questa è un'immagine del 58, subito dopo la donazione, ed assicurarne la conservazione a venire, dato che detto palazzo e quanto in esso trovasi rappresenta un complesso di indubbia importanza artistica, atto a donare notevole lustro alla nostra città di Genova ed offrire attrattiva per i visitatori italiani e stranieri. Qui vorrei fare un confronto allargando quello che ha proposto in un suo recente testo Piero Boccardo, tra il testo della donazione citata di Palazzo Rosso della Duchessa di Galliera del 1874 e, risalendo addirittura ad un secolo prima, nel 1737, a quello che si definisce il patto di famiglia di Anna Maria de' Medici del 1737, quello con il quale legava alla città di Firenze tutto il patrimonio artistico che era dei Medici nel momento del passaggio ai Lorena, e allargando questo confronto proprio al testo della donazione Spinola, perché emergono alcune costanti particolarmente significative pur attraverso i secoli. Anna Maria de' Medici nel Settecento dice che i scopi sono ornamento dello Stato, cioè dare bellezza, vanto del territorio governato, cioè una bellezza che va ad essere aggiunta ai valori del governo. Utilità del pubblico, cioè vantaggio, ricchezza per i sudditi, per i cittadini. Curiosità dei forestieri. Un secolo dopo, Maria Brignole finalizza il tutto al decoro di Genova, all'utile dei suoi abitanti, alla fama presso i forestieri, e riprendendo quello che vi ho letto di Spinola parlavano appunto di lustro alla città, importanza artistica per gli studiosi in particolare, attrattiva per i visitatori italiani e stranieri. Quindi a un secolo di distanza uno dall'altro, partendo dal Settecento ed arrivando al Novecento, ribadiscono immutata quella che viene individuata, possiamo dire, come la mission della realtà che vanno a creare. I tre elementi fondamentalmente sono ornamento, lustro e decoro, utilità del pubblico, utile dei suoi abitanti e degli studiosi, curiosità, fama e attrattiva per i forestieri. Come ha detto Cristina Cedini, la sovrintendente del Polo Museale fiorentino, l'espressione della volontà individuale diviene una tappa del percorso della museologia moderna e nel caso degli Spinola con particolare lungimiranza espressa proprio nei vincoli che vanno ad aggiungere. Dicono:
L'ente donatario dovrà mantenere all'arredamento e alle sistemazioni del Palazzo Spinola l'attuale carattere che ne fa il tipo dell'antico palazzo genovese, anche se tutto ciò non concorda con i moderni criteri di postazione dei quadri per metterli in migliore evidenza. E questa certo è la frase più illuminante sullo spirito della donazione fatta proprio per mantenere la dimora di famiglia. Esempio della qualità e del prestigio delle residenze dell'aristocrazia genovese, mantenerlo nel suo aspetto di residenza, da ritenersi non solo prioritario e dominante, ma direi esclusivo rispetto a qualsiasi altro criterio scientifico museografico. È facile supporre che potesse esserci in questa espressione lo stato d'animo degli Spinola, la loro preoccupazione di difendersi da innovative scelte di allestimento. È rivelatore probabilmente di un atteggiamento critico nei confronti in particolare di interventi allora di particolare attualità, ma certo dibattuti, come quello di Caterina Marcenaro e Franco Albini a Palazzo Rosso. Questa precisa affermazione, anche se nata soprattutto dall'intento di difendere l'immagine della propria dimora familiare, indica indubbiamente un riconoscimento del valore dell'insieme storico, più o perlomeno direi oltre quello della singola opera analizzata in sé, isolata e decontestualizzata, come invece era tendenza delle più moderne idee del momento. E quindi quella degli Spinola è un'idea anticipatrice dell'attenzione per la dimora e soprattutto per la civiltà dell'abitare che si sarebbe sviluppata decenni dopo e che fa sì che i salotti di Palazzo Spinola siano praticamente restaurati e rinnovati, ma quelli non trasformati nei tempi recenti. Tutto ciò, considerato i danni di guerra di cui vi ho accennato, non poteva che essere però relativo ai due piani nobili, a quelli conservati con il decoro parietale, con gli arredi e quindi completi nel loro aspetto di dimora. Non poteva certo essere relativo agli ultimi due piani, quelli appunto distrutti e ricostruiti dal genio civile. Ed è questa l'opportunità che permette di formulare una seconda motivazione della donazione, ed è quella forse in cui pare più evidente non solo l'intenzione degli Spinola ma anche la visione futura di quello che poteva essere il museo data dal sovrintendente Rotondi, e cioè mettere lo Stato italiano in condizione di poter iniziare la realizzazione della lodevolissima aspirazione di costruire in Genova la Galleria Nazionale della Liguria, la cui mancanza, indubbia menomazione della nostra regione, è molto sentita e il cui successo a venire può ritenersi assicurato dall'abbondanza di opere d'arte di cui è ricca la nostra zona. Però dovrà essere sempre e solamente considerata ospite nei due piani superiori, completamente liberi dagli arredi, da ogni mobilio, riferito quindi agli arredi Spinola, e continuare nel palazzo che dovrà comunque continuare ad essere chiamato Palazzo e Galleria Spinola. Ed è lo stesso Rotondi che pochi anni dopo, nella prima pubblicazione dedicata alla galleria, illustra il senso di queste due distinte realtà. Quella chiusa della dimora storica, in cui prioritaria sarà la conservazione dello status quo, e la seconda caratterizzata invece da un forte dinamismo, fondamentale vetrina nella sua visione per l'attività della soprintendenza, da cui allora dipendeva la galleria,
e per la presentazione soprattutto dei restauri che allora la soprintendenza in particolare realizzava sul territorio regionale. A meno di un anno dalla firma, il tempo di procedere ad una prima inventariazione scientifica, un minimo di ordinamento, nel 1959 si procede all'apertura al pubblico dei primi 2 piani, perché gli ultimi 2 sono ancora in condizioni, diciamo, impresentabili per una visita del pubblico. Da quel momento inizia un decennale costante lavoro di dialogo tra 2 realtà diverse in un'unica dimora storica, tra i 2 musei e i 2 relativi patrimoni, quello della donazione Spinola e quello delle acquisizioni da parte del Ministero che da quel momento si sarebbero potute acquisire, con fasi diverse attraverso gli anni, perché chiaramente nel primo momento, quando erano a disposizione solo i primi 2 piani, le opere che si andavano a presentare dovevano convivere, come questo Cristo Cimabue un po' forzato nel salotto settecentesco di Palazzo Spinola, doveva convivere con appunto questa la realtà della dimora. Oppure dovevano contrapporsi, come avvenne dopo il 92, quando finalmente i 2 piani superiori furono aperti grazie alla volontà di Giovanna Rotondi Terminiello, il progetto di Mario Semino e Guido Rosato. Oppure ancora cercare un dialogo integrandosi l'uno non c'è, integrandosi o comunque rapportandosi uno con l'altro, che è stato quello che si è cercato di fare fondamentalmente negli ultimi decenni, per arrivare in prospettiva finalmente a separarsi in 2 sedi diverse, realizzando lentamente ma inesorabilmente quello che sarà la piena realizzazione della volontà degli Spinola. 70 anni di attività e un futuro di cui però parlerà Gianluca Zanelli. Grazie a Farida Simonetti, con la quale ho avuto il piacere di lavorare 20 anni. Lei ha anticipato ha descritto il momento della donazione dei Marchesi Spinola e il ruolo fondamentale di Pasquale Rotondi. Io volevo proseguire proprio illustrando quello che è stato il percorso successivo di allestimento, cura, sino ad arrivare a quella che è la situazione attuale, precisando che come già indicato dai Marchesi, i piani storici più o meno rimangono come dire, in una situazione non immobile assolutamente, ma diciamo il vincolo è dettato ovviamente da tutto l'insieme di arredi, dipinti, affreschi, quadrature che deve mantenersi. Il terzo e il quarto piano sono una realtà in continuo divenire. Io volevo iniziare un po' questa presentazione con 2 opere che sono diciamo una delle opere che accoglie il visitatore quando entra da Piazza Inferiore di Pelliceria, ed è questa scultura che sovrasta il portale, che è una delle ultime opere commissionate da Paolo Francesco Spinola all'inizio dell'Ottocento per il suo palazzo di città. In realtà poi ho voluto illustrare anche questo portale, che è un frammento di un portale che
probabilmente nessuno ha mai visto, perché è un elemento di recupero di uno dei palazzi Grimaldi quattrocenteschi che erano collocati dove ora c'è il Palazzo Spinola, ed è murato in una parete, in un vicoletto sul retro, diciamo, del palazzo, e testimonia probabilmente quello che era proprio una delle opere che accoglievano i visitatori nel palazzo nel 400. Ma collegandomi direttamente a quello che ha illustrato Farida Simonetti, questo è l'invito del 16 maggio 1959 con il quale il Ministro della Pubblica Istruzione invitava all'inaugurazione della Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, resa possibile grazie a uno straordinario lavoro di Pasquale Rotondi, perché dopo la donazione ha creato quello che ancora oggi è uno strumento fondamentale, cioè l'inventario della collezione, che ha diciamo più utilità. Ad esempio, non solo quello di individuare le opere evidenziandone, diciamo, la collocazione e quelli che sono i passaggi successivi, ma ad esempio anche il valore patrimoniale. Ed è un inventario chiuso, nel senso che si è concluso con diciamo, la donazione stessa. Perché l'inventario della Galleria Nazionale della Liguria è un inventario molto recente, è uno dei primi incarichi che mi ha affidato Farida Simonetti nel marzo 2001. Prima non esisteva un inventario della Galleria Nazionale della Liguria, perché le opere che nel frattempo erano state acquisite, come vedremo, venivano collocate, diciamo, e in certi casi anche un po' confuse con le opere dei piani storici. Fondamentale lavoro di Pasquale Rotondi, che poi si manifesta attraverso la pubblicazione di una piccola guida e di un catalogo negli anni 60, nel 67, che costituisce il primo catalogo, diciamo, della quadreria di Palazzo Spinola, della quadreria storica, non completo, e poi con una piccola parte dedicata alla Galleria Nazionale della Liguria. Questa è la situazione del 1959, che nasce come tengo a sottolineare da questo straordinario lavoro di Rotondi. Sono tra l'altro documenti fondamentali queste immagini, perché ci permettono di ripercorrere quelle che sono state le vicende e anche l'attenzione, la cura, alcune volte gli errori che sono stati commessi nell'ambito dell'allestimento e della cura delle collezioni. Come vedete, qui erano state collocate le portantine che ora hanno un loro spazio, e Rotondi aveva creato tutta una serie di anche materiale diciamo per accogliere il pubblico. Lo vedete qui sotto il ritratto del Doge, ma tutte le opere, soprattutto i dipinti, erano corredati da un numero che corrisponde al numero di inventario, e esistevano dei fascicoli che davano alcune indicazioni essenziali su attribuzione e soggetto. Mi permetto di sottolineare il fatto, guardate le pareti, perché le pareti poi più tardi mostreranno un altro aspetto. Questa è la stessa stanza, ma in anni successivi. Già qualche cosa, vedete, è cambiato, oltre alla presenza di altri dipinti della collezione, si è inserito si inserivano nei piani storici anche opere che la soprintendenza aveva restaurato e che quindi voleva valorizzare in attesa di poterli ricollocare nella loro ubicazione. Anche qui vi chiedo di osservare i tre dipinti, l'Ansaldo Pallavicino, il Pietro della Vecchia e la Monaca di Bernardo Strozzi, perché
in questo aspetto, hanno questo aspetto a seguito di una scelta compiuta negli anni 60. Questo è lo stesso Sala nel lato opposto. Questo sempre negli anni 60, primi anni 70, il salone del secondo piano nobile. Come vedete non sono più presenti le etichette che erano state collocate con il primo allestimento di Pasquale Rotondi. Questo è sempre lo salone, e qua vi ho già mostrato l'immagine Farida Simonetti. Ritorniamo invece all'allestimento che aveva curato Pasquale Rotondi, mantenendo la situazione che era come erano arrivate le stanze, le sale nel 1958. Come vi dicevo, poi è successo qualche cosa. Guardate la monaca di Strozzi come era nel 59 e come vi ho mostrato prima. Lo stesso il Pietro della Vecchia, che è nella quadratura coperta dal lampadario. Negli anni 60 è stata compiuta una scelta oggi non più condivisibile di togliere molte delle giunte che erano state realizzate nel 7 e nell'800 per adattare le opere che nel frattempo arrivavano tramite i matrimoni e i passaggi ereditari, e questo ha portato al fatto che queste opere che sono state riportate al formato originale non possono essere più collocate nel contesto in cui erano stati lasciati con la donazione del 1958. Questo è il salotto successivo, il salotto verde. Ovviamente si è ereditato un patrimonio molto importante e che andava curato. Non erano documentati restauri recenti da parte dei Marchesi Spinola, quindi Pasquale Rotondi avvia anche una prima campagna di restauro. Questo è il salotto, il terzo salotto, quello prima della Galleria degli Specchi, dove ovviamente era stato collocato l'Antonello da Messina con un primo allestimento, per valorizzare questa fondamentale presenza. E anche in questo caso le pareti non presentano ancora le quadrature, riscoperte solo nei primi anni 90, che hanno consentito poi di riproporre in modo più corretto la quadreria come si trovava nel 1780, cioè quando venne descritta da Carlo Giuseppe Ratti. Questo vedete lo stesso salotto con un passaggio successivo, non ci sono più questi numeri di riferimento e si cominciano a inserire degli elementi d'arredo e soprattutto di allestimento, come la teca che conservava la cornice di Filippo Parodi. Questa è la sala da pranzo individuata, così allestita nel 1959. In realtà studi poi successivi hanno dimostrato che questa non era stata utilizzata nell'Ottocento come sala da pranzo, ma era un salotto per la conversazione. E questi studi, che nascono dalla fondamentale presenza dell'archivio storico, che al momento della donazione non era assolutamente valorizzato e si trovava in un ambiente abbastanza catastato per essere, ed è stato un lavoro molto importante quello tutto di restauro, di un parziale riordino, perché è lo strumento da cui si deve partire per intervenire su ogni volta che si vuole restaurare un'opera, piuttosto che allestire uno spazio. Questa è come dicevo, la sala da pranzo, e ci tengo a sottolineare, a mostrarvi due cose. Allora,
in basso a sinistra c'è una tavola di un pittore fiorentino, allievo di Andrea del Sarto, Iacone, che vedete aveva un formato rettangolare. Negli anni 60 è stato portato a una dimensione quasi esagonale, era stato tagliato e ancora, diciamo, dato ancora più interessante di questa vicenda è, vedete, il sovrapporto con i putti di Domenico Piola. Questo dipinto è andato a sostituire la monaca di Strozzi, cioè da rettangolare è stato diciamo trasformato e con una forma mistilinea. Devo dire con diciamo un intervento, come vi dicevo, che ha in un qualche modo un po' irreversibile. E forse non è un caso che, se non sbaglio, Farida, correggimi, negli primi anni 60 Paolo Spinola aveva inviato in soprintendenza una lettera con la quale diceva che non era contentissimo, cioè si lamentava un po' del fatto che diciamo venivano fatti degli interventi che un po' snaturavano, diciamo, quella che era la fase che loro, purtroppo Franco no, ma lui aveva visto nel 1959 con Pasquale Rotondi. Questo è il salotto successivo, l'ultimo del secondo piano, che oggi è la sala da pranzo, perché i documenti ci hanno permesso di attestare la presenza in questo ambiente proprio della sala da pranzo. E questa è un'altra foto un po' più precoce rispetto a quella mostrata da Farida Simonetti, in cui vedete che a un certo punto si inseriscono queste opere che certo andavano un po' a snaturare questa idea di dimora, di ambienti, di una dimora aristocratica, tant'è che durante una visita Federico Zeri si era un po' lamentato di questi inserimenti, diciamo, di opere che andavano proprio un po' incombevano rispetto alla quadreria storica. Sì, con tra l'altro, se vedete, la parte terminale della croce appoggiata per terra. Non ci stava. Con dietro, perché non sono più presenti nella foto che ha mostrato Farida Simonetti, non erano più presenti. Qui invece erano ancora rimaste le tende a giardino che fortunatamente decorano questo ambiente. Diciamo che questa è un po' la prima parte, diciamo, della vicenda, degli allestimenti, di quello che è stata la cura della collezione. Poi un ruolo fondamentale l'ho avuto a Giovanna Rotondi Terminiello con Farida Simonetti. Negli anni 80 iniziò un progetto di recupero non solo più filologico, più attento dei piani storici, ma anche del terzo e del quarto piano. Volevo iniziare con l'ingresso, perché è il punto, diciamo, in cui si accoglie il visitatore e ovviamente come dire, il museo, che non è un'entità immobile, anzi deve adattarsi anche alle richieste di quello che è il pubblico. Qui mi faceva piacere mostrarvi l'ambiente delle portantine, che per un certo momento è stato un bel bookshop con tra l'altro la possibilità di presentare tutta la produzione scientifica del museo, cospicua, ma anche tutta una serie di manufatti che si ispiravano ai beni conservati nel patrimonio degli Spinola, attraverso anche un dialogo che aveva curato Farida Simonetti con le realtà del territorio, ma della zona della Maddalena, ad esempio alcune botteghe.
Poi questa fase si è conclusa e nel 2009 è stata allestita questa sala dedicata ai donatori, con materiale in parte diciamo della Donazione Spinola, in parte di proprietà del Sovrano Militare Ordine di Malta. Un allestimento che è stato poi sostituito grazie agli studi che nel frattempo poi erano emersi su tanti aspetti, in particolare legati alla vita, diciamo, della nobiltà, e oggi, scusate la fotografia, non è un granché, l'ho fatta io, è dedicata alle portantine, perché dai documenti è emerso che quello era lo spazio dove venivano depositate questi diciamo, mezzi di trasporto. Con le livree, queste però non sono livree di Casa Spinola, perché parlando di donazione, diciamo con questa nuova vita che ha caratterizzato Palazzo Spinola, la Galleria Nazionale della Liguria negli anni 90, sono iniziate ad arrivare anche delle donazioni, e queste livree ad esempio sono state donate dagli amici dei musei. Questo ci tenevo a mostrarle, sono due dei quaderni della Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, che dedicata alle facciate, al palazzo, all'atrio, cioè tutto a quegli interventi che sono stati realizzati per rendere diciamo Palazzo Spinola un museo sempre più accessibile, fruibile e valorizzato. Questo è lo scalone come era qualche anno fa, scusate, perché ovviamente poi, questo ci tengo a sottolinearlo, è necessario, come dire, molto spesso affrontare normative nuove che comportano assolutamente delle modifiche. Uno degli ultimi interventi, se non sbaglio, curato da Farida Simonetti, è ad esempio l'illuminazione dello scalone, che ha sostituito quella che vedete. Un'illuminazione resa necessaria anche dal fatto che per evitare problemi di sicurezza, quindi cadute da parte del pubblico o del personale, sono aumentati i lux necessari per rendere in sicurezza lo scalone. Questo cosa comporta? Che sono lux troppo alti per le carte geografiche, per la conservazione delle carte geografiche. E ora che tra l'altro abbiamo iniziato il restauro di tutte queste, un secondo lotto di carte geografiche, nasce il problema che si sta diciamo così analizzando col comitato scientifico, di mantenere le carte geografiche in questa collocazione oppure di musealizzarle. È un dilemma che come dire, non è facile, però sono situazioni che soprattutto in una dimora storica come quella di Palazzo Spinola sono, non dico all'ordine del giorno, ma si creano molto spesso. Questa è la situazione del Salone del primo piano, diciamo negli primi anni 2000, perché è già cambiata, ma nel frattempo che cosa è successo? Un'importante campagna di restauro che ha fatto emergere tutta la decorazione parietale che era stata ridipinta. Lo si vede benissimo qui, lo si vede ancora di più in questo che è il secondo salotto, quello con la cappella, qui un allestimento, se non sbaglio, degli anni 90 dedicato a valorizzare anche piccoli manufatti, cioè comunque singoli beni, come ad esempio questo servizio da messa, e vedete gli spazi avevano riacquistato quella che era una parte significativa della loro storia, cioè la decorazione al marmorino che risale alla fase di inizio Seicento e quindi alla fase dei Grimaldi. Come vi accennavo, poi ovviamente l'allestimento non rimane fisso,
perché gli studi si fanno delle scelte anche proprio in base alla persecuzione degli studi, e qui siamo già un po' più avanti con esposti i bozzetti di Carlone. Non è la situazione, diciamo, attuale. Qui si è voluto ricreare in anni recenti la galleria dei personaggi legati a Ansaldo e Agostino Pallavicino, e la stessa scelta che è stata attuata nel primo salotto, dove mi piace sottolineare i dipinti di Fiasella e Casoni che vedete, sono 2 di 3, erano stati venduti nell'Ottocento e sono stati riacquistati per la Galleria Nazionale della Liguria alla fine degli anni '80, quindi è stato un ritorno a casa. Questo è il salottino del primo piano, come era stato, diciamo, concepito e allestito da Pasquale Rotondi. In questo spazio negli anni 90 era stato collocato l'archivio storico, archivio che recentemente è stato trasferito in uno spazio a piano terra specifico, perché è stato necessario proteggere la carta da umidità, variazioni di temperatura e dalla stessa luce, e questo spazio è stato diciamo reinserito un po' come aveva suggerito Pasquale Rotondi, come ambiente, diciamo, sempre che documenta uno spazio storico. E lo stesso è avvenuto per la gallerietta del primo piano. Non so se molti di voi l'hanno già visitata, ma questo era, diciamo, il primo tratto negli anni, credo, 80. Il secondo tratto, non so se sbaglio Farida, ma è 90, perché il secondo tratto era l'ufficio di Farida Simonetti, senza riscaldamento, niente, cose di questo tipo. E questo era il primo tratto della gallerietta, già nei primi anni 2000. Un pochino dopo la situazione attuale. In realtà non è neanche la situazione attuale, perché nei mesi scorsi siamo riusciti, attraverso il trasferimento dell'archivio e del materiale, delle cassettiere che si trovavano nell'ambiente successivo, dove c'erano i disegni e le incisioni che facevano parte della donazione Spinola. Ora tutta la galleria è fruibile al pubblico e sono state collocate in questi spazi i dipinti di piccolo formato per ricordare quello che era l'utilizzo di questa gallerietta voluta da Ansaldo Pallavicino, che nel 1650 aveva comprato dal cognato il palazzo. Lui aveva creato questa gallerietta proprio per collocare un numero molto consistente di dipinti di piccolo formato, e su sua commissione, ad esempio, sono i 2 paesaggi di Grechetto che sono stati collocati come sovrapporta. Questo è il salone del secondo piano. Negli anni 2000 è uno degli ambienti, diciamo, di rappresentanza del palazzo, e qui vedete i salotti successivi, e mi piaceva mostrarvi un po' quello che diciamo è stato il lavoro importante degli anni 90, con l'individuazione di alcune opere, la ricollocazione di alcune opere in base alla descrizione di Carlo Giuseppe Ratti del 1780, con questo però difficoltà in alcuni casi di avere a che fare con dei dipinti che nel frattempo erano stati restaurati, come vi dicevo, togliendo in molti casi le giunte, cosa che non è avvenuta fortunatamente per la Circe di Grechetto, che è uno dei dipinti acquistati nel 1652 da Ansaldo Pallavicino. Questo è il salotto verde, che vi invito a visitare, perché
è stato recentemente oggetto di un restauro tutta la parte dei tessili, che ha rivelato una straordinaria cromia. Qui diciamo siamo negli anni sempre 2000, e tra l'altro restauri che sono fondamentali per avere una conoscenza più approfondita dei materiali. Si pensava che questi tessuti fossero, tra virgolette, un po' più antichi, e invece è emerso che sono probabilmente dell'inizio del Novecento, e sono quindi stati rifatti probabilmente dal padre dei donatori. La Galleria degli Specchi, uno dei pochi ambienti che rimane, diciamo, assolutamente immobile, anche se stiamo pubblicando un progetto Arbonus per il restauro di tutti i tessili e gli arredi, e qui mi piace mostrarvi questo perché è un evento che ha creato Farida Simonetti, la Galleria Lume di Candela, che dà un po' suggerisce quella che doveva essere poi l'atmosfera diciamo della dimora aristocratica illuminata a lume di candela. Un ambiente che è stato oggetto negli ultimi decenni di un recupero non solo come ambiente ma come studi sono le cucine. Qui ne vedete, siamo nel 2000, con un arredo che non è originale, perché diciamo tutti i rami e gli altri oggetti non erano stati inclusi nella donazione dei marchesi, perché probabilmente erano già stati trasferiti in altre dimore e soprattutto alla Pagana. Qui ci sono queste diciamo ceramiche che sono un deposito dalla soprintendenza allora archeologica, che sono quanto riemerso da un leudo, il ritrovamento di un leudo. Grazie agli studi curati da Farida Simonetti sulla cucina si è potuti, e questo ad esempio documento che è l'inventario di Giacomo Spinola, siamo intorno fine degli anni 30 dell'Ottocento, si è potuto capire quello che era l'utilizzo di questo spazio e soprattutto diciamo il corredo, un corredo ricchissimo di rami che, come vi dicevo, non è più presente, ma grazie a una serie di donazioni si sta progressivamente ricostruendo questo nucleo di manufatti, e poi qui è stato esposto uno dei servizi che Camilla Salvagoraggi ha donato questo tramite testamento alla Galleria Nazionale della Liguria, per richiamare un servizio Spinola analogo che non è stato incluso nella donazione, ma essendo un oggetto tra virgolette di uso quotidiano è stato destinato al Sovrano Militare Ordine di Malta. E le cucine sono state oggetto di un recentissimo recupero. Un ambiente che era un deposito è stato trasformato in una sala espositiva, cercando di rimanere legati a quello che ci dicevano i documenti, in modo particolare l'inventario di Giacomo Spinola, che parlava in questo ambiente di mobili diciamo di credenze bianche, dove era uno spazio dove si tenevano i servizi diciamo di uso quotidiano. E quindi abbiamo cercato di recuperare questo spazio, qui allestendo una parte di ceramiche e porcellane della donazione Spinola, che erano da molto tempo non fruibili, e poi questo servizio sempre donato nel 2013 da Camilla Salvagoraggi. Questo vedete l'ambiente, come è stato recuperato. E vi dicevo, queste pubblicazioni che ci accompagnano verso la scoperta di tutto il lavoro che è stato realizzato dopo la donazione. Qui questi due numeri diciamo dei quaderni di Palazzo Spinola, due musei in una dimora storica, un progetto realizzato
finalmente all'inizio degli anni 90 si concludono i lavori anche al terzo e quarto piano e diventano spazi fruibili e spazi per la Galleria Nazionale della Liguria. Non tutti forse sanno che sono saltato. Scusate, vabbè. Poi vi mostro dopo una slide. Galleria che diciamo in realtà era nata già con la donazione del 58. Già prima Pasquale Rotondi nel 54 aveva iniziato a comprare delle opere, soprattutto perché passavano all'ufficio esportazione di Genova, opere di qualità come questo maestro di resina, che tra l'altro nell'inventario della Galleria Nazionale della Liguria è il numero 1, questo dipinto spagnolo, 2 opere di Mattia Preti. Vi ho mostrato questo nucleo perché ci tenevo a illustrare queste 2 foto. Vedete, siamo nel Salotto Verde e le opere della Galleria Nazionale della Liguria in certi casi avevano sostituito dei dipinti che nel frattempo erano stati sottoposti a restauro. Quindi venivano, le 2 realtà erano praticamente allestite negli stessi spazi. Qui vedete ad esempio i dipinti di Mattia Preti, siamo nel Salotto Galeotti, che avevano temporaneamente sostituito 2 opere della quadreria. Qui volevo mostrarvi, negli anni 60 iniziano degli acquisti un po' più mirati sull'arte genovese con questo ritratto di Vandyck e soprattutto con la Giustizia di Giovanni Pisano, che è stata un'acquisizione un po' spartiacque per il patrimonio della Galleria Nazionale della Liguria, che però vedete come era allestita negli anni 80. Questo è il salotto del primo piano, con ancora il marmorino da riscoprire, erano stati fatti però già dei saggi, e vedete la Giustizia di Pisano allestita su una base in questo spazio. Vi dicevo prima, questa era la diapositiva, negli primi anni 90 si concludono i lavori, nel 92 il terzo e il quarto piano sono sede di una importantissima mostra genueta barocca, che è stata fondamentale per diciamo poi non solo lo studio della cultura barocca, ma proprio per le vicende della Galleria Nazionale della Liguria. E il terzo e quarto piano erano sede assieme a Palazzo Reale di questa mostra. Nel 93 Giovanna Rotondi Terminiello inaugura la Galleria Nazionale della Liguria. Questo è un allestimento della Galleria della Liguria che aveva, siamo già nel 2000 avanzato, però erano state utilizzate ad esempio delle strutture espositive di genueta barocca, strutture che progressivamente stiamo sostituendo perché non sono più a norma, banalmente. Cristallo non è più a norma e quindi nessuna struttura è certificabile di quel periodo. Non a caso il terzo e il quarto piano sono ora chiuse al pubblico perché oggetto di una ristrutturazione completa dovuta alla necessità di avere tutte le certificazioni. Qui vedete l'Antonello da Messina che proprio nel 2000 era stato oggetto nel settembre 2000 di una mostra assieme alla versione di Piacenza, con la creazione poi di queste teca che per molti anni lo ha conservato, teca che poi è stata sostituita da una temporanea perché nel frattempo sono passati un po' di anni e la teca non garantiva più quella sicurezza dal punto di vista conservativo necessaria per un'opera. Questa è l'altra teca che era stata riutilizzata poi per il dipinto di Stefano Rangio
che mi piace ricordare è la prima acquisizione che avevo seguito con Farida Simonetti, che mi aveva incaricato di redigere il contratto di acquisto, e io non sapevo da che parte girarmi, però ne sono uscito vivo, diciamo, ed è stato molto importante. Siamo nel 2001. Quante ne hai comprate? Vabbè, poi diciamo il numero era numero 56, se non sbaglio, del catalogo. Ora siamo a 179, se non sbaglio. Vabbè, molti acquisti, diciamo, del Ministero che sta avendo una grande attenzione nei confronti della Galleria Nazionale della Liguria, tant'è che ha acquisito una nuova sede per la Galleria Nazionale della Liguria, che sarà pronta fra qualche anno, ma anche un incremento grazie a donazioni, non poche devo dire, donazioni di piccoli oggetti e diciamo legati alla vita quotidiana, ad esempio penso a un servizio da posate ottocentesco, che ora è allestito nella sala da pranzo e che va a colmare una lacuna, perché noi non abbiamo praticamente argenti nella donazione Spinola, e invece poi doni di molto più, come dire, rilevanti come importanza, come ad esempio un'opera di Gregorio De Ferrari. Questo è l'allestimento della galleria, sempre siamo intorno, secondo me, al 2015, prima della, diciamo, del fatto che Spinola diventa, assieme a Palazzo Reale, un museo autonomo, si stacca dalla soprintendenza. Nel frattempo il quarto piano diventa un luogo dove valorizzare le arti decorative, in particolare mi piace ricordare tutta la parte della collezione tessile creata e curata da Marzia Cataldigallo. Queste alcune delle pubblicazioni. Questa era la collezione tessile che nell'allestimento della Galleria Nazionale della Liguria ha lasciato spazio a diciamo altre opere, e attualmente è in deposito a Palazzo Reale, in attesa di avere suoi spazi specifici per essere di nuovo allestita. Questi vanno un po' veloci perché questo valorizzava molto, in un contesto come quello di Spinola, la parte dei tessili, e poi tutta la parte delle ceramiche della donazione, come vedete il manufatto con lo stemma Spinola, ma anche nuove acquisizioni come ad esempio la tulipaniera, donazioni, un servizio alla Boselli, oppure acquisti importantissimi come il servizio Spinola orientale. Questo è l'allestimento ante 2022 che ha portato, diciamo, a valorizzare questo nucleo importante tra donazione Spinola e doni destinati alla Galleria Nazionale della Liguria, un allestimento che poi è stato trasformato nel 2022 e che ora è completamente, diciamo, in fase ancora di rinnovo, perché nel frattempo sono arrivate comunque altre opere. Lo spazio della Galleria della Nazionale della Liguria era anche l'unico spazio dove si poteva creare, allestire delle piccole mostre. Questo è un approfondimento dedicato ai dipinti fiorentini del Palazzo Spinola come quadreria storica e Galleria Nazionale della Liguria, e è un po' quello, è ancora uno spazio che manca a Palazzo Spinola, quello specifico dedicato alle mostre. E infatti ogni volta che ad esempio che si presentava una nuova acquisizione, come ad esempio la tulipaniera, si andava a intervenire sull'allestimento di uno degli spazi del terzo o del quarto piano. Uno spazio che è stato recuperato e che era destinato
alle mostre è l'appartamento del Marchese. Qui siamo, se non sbaglio, 2007 con una mostra dedicata a Ludovico Pogliaghi, alla facciata mare di Palazzo San Giorgio. Poi grazie ai continui incrementi della Galleria Nazionale delle Ligurie, anche questo spazio è stato destinato ai dipinti di grande formato, e qui mi faceva piacere mostrarvi questa immagine di una mostra per Alumare che era stata realizzata in occasione della donazione di 2 coppie di candelieri che aveva consentito a Franco Boggero e a Farida Simonetti di approfondire proprio questo aspetto degli argenti destinati a allumare, diciamo, nelle dimore aristocratiche. Qui una donazione del pianoforte nel 2008 che consente di far vivere anche quello che sono gli spazi storici di Palazzo Spinola, dove è documentata la presenza nell'Ottocento di un pianoforte, quindi dove si creavano dei piccoli eventi musicali. Questa è ancora la galleria. Questo è un ritratto del 2013 che è stato acquistato di Rigaud. Questo era l'approfondimento sempre creato, vedete, nello stesso angolo. E nel frattempo poi è stato possibile acquisire, sempre di Rigaud, vedete Stefano Gentile, l'ultimo a destra, all'inizio della parete c'è il ritratto di Anton Giulio II Brignole Sale, che nel frattempo è stato acquistato per la Galleria Nazionale della Liguria. Quindi occasione non solo di studio, ma anche per poter creare dei importanti rapporti con collezionisti e antiquari per portare l'incremento della Galleria Nazionale della Liguria, che, come vi dicevo, si arricchisce anche attraverso servizi, donazioni come questo del servizio Raggi, e un arricchimento che ha portato al 2024 alla pubblicazione di 2, diciamo, volumi molto diversi fra loro, il catalogo generale che diciamo è uno strumento scientifico molto importante che ha comportato un grande lavoro di ricerca e che è molto utile anche per tenere ferma, ad esempio, la porta d'estate per non farla chiudere dalla corrente, e poi una guidina invece molto più agile, diciamo, dei capolavori della Galleria Nazionale della Liguria. Questo è l'allestimento che potevate vedere fino a pochi mesi fa e che è in fase, come vi dicevo, di cambiamento, perché si è reso necessario la demolizione dei controsoffitti perché non erano assolutamente più a norma, e quindi questo porterà anche a una revisione molto, diciamo, approfondita dell'allestimento, che si era focalizzato molto su la valorizzazione delle opere attraverso anche diciamo, un nuovo impianto illuminotecnico che valorizzava le singole opere. L'idea era stata, e si manterrà questo, cioè i piani storici come volevano i marchesi rimangono assolutamente testimonianza con piccole variazioni della dimora aristocratica, e il terzo e quarto piano, dove il bombardamento ha distrutto quello che era l'aspetto storico, la struttura, diciamo, degli ambienti, uno spazio quasi neutro dove poter valorizzare le opere. Vi posso assicurare che un'opera esposta al secondo piano attualmente si percepisce in un certo modo, portata in un contesto come questo si legge in modo diverso. E questo, vedete, l'allestimento del terzo e quarto piano nel 2022, vedete, con questa idea di valorizzare le singole opere o alcuni depositi come questo della collezione Barile, con tutta la parte delle ceramiche, e scelte che ovviamente hanno comportato la necessità di individuare alcuni nuclei
da esporre piuttosto che altri. Questo era l'ultima sala del quarto piano. E concludo, visto che le collezioni della Galleria Nazionale della Liguria, tranne alcuni pezzi, non sono esposti a Palazzo Spinola, sono esposte però a Venaria Reale, perché si è creato un progetto con questa importante istituzione che ha consentito di rendere fruibile questo patrimonio nella una sede prestigiosa come quella di Venaria Reale, nell'ambito di una mostra che, devo dire, sta avendo molto riscontro, per consentire proprio, anche se non, diciamo, nel contesto cittadino, però di mantenere fruibili le opere da Giocarlo Doria fino alle ultime acquisizioni. Invito a visitare la mostra e invito, spero a fine anno, a vedere il nuovo allestimento della Galleria Nazionale della Liguria. Grazie. Non posso che ringraziare caldamente i relatori, non solo per la brillante ed esaustiva illustrazione e del percorso dei fratelli Spinola e di quello che è poi stato fatto in seguito. E ci sono molte domande che io avrei da fare, però chiedo prima se ci sono tra i presenti persone che vogliono fare domande. Prego. Un attimo solo che devo passarle il brevemente. Il Palazzo Raggio che è stato acquisito, eccetera, come sarà utilizzato sempre in riferimento all'attuale Palazzo Spinola di Pelliceria? Cioè, le opere, ci saranno tante opere non esposte, avrete sicuramente nei depositi, oppure si faranno delle scelte a tema, settoriali? Cioè, come avverrà così, visto che è un futuro non prossimo, però abbiamo letto che ci sarà questa ulteriore, appunto, possibilità, ecco, a questo. Dunque, Palazzo Raggio sarà sede della Galleria Nazionale della Liguria, quindi verrà trasferita diciamo tutta la collezione, in realtà non tutto, perché alcune opere sono così, come Fiasella, sono così legate alla storia del Palazzo Spinola che ovviamente verranno mantenute a Palazzo. È un progetto molto articolato, perché ovviamente spostare la Galleria Nazionale Liguria vuol dire valorizzare, non sminuire, ma valorizzare Palazzo Spinola, tenendo conto di una cosa, che tutto ciò che fa parte della donazione non può essere allontanato dal palazzo, se non temporaneamente per mostre o restauri. Questa è una delle indicazioni dei marchesi. Quindi Palazzo Spinola rimarrà ovviamente un'importante sede museale, e la nostra idea attuale, diciamo, su cui stiamo lavorando, è di valorizzare quel patrimonio tessile, di ceramiche, legato maggiormente legato alla dimora aristocratica, in modo che ci sia proprio un percorso progressivo di conoscenza tra i piani storici e poi quello che è il terzo e quarto piano, tenendo conto che al terzo piano sicuramente avremo una sala dedicata ad Antonello da Messina, forse una sala un po' più immersiva rispetto all'allestimento attuale, e probabilmente sarà sede il quarto piano, ad esempio, di nuovo della collezione tessile. Quindi il progetto è quello proprio di valorizzare, diciamo, quello che è il patrimonio di Palazzo Spinola, molti dipinti, alcuni anche molto importanti, che sono in fase di studio e di restauro, che sono nei depositi,
e che quindi potranno essere esposti. Questa incognita delle carte geografiche, ad esempio, che potrebbe essere accolta in uno spazio dove c'è un microclima, dove si può controllare, perché con Farida Simonetti si è restaurati, cioè sono state restaurate, se non sbaglio 6 o 7 piccole carte geografiche che erano nella prima rampa dello scalone e che dopo il restauro non è stato più possibile collocare non solo per motivi di luce, ma per motivi climatici, ovvero quando tirava tramontana le carte si accartocciavano. Quindi questo come dire, sono dei passaggi su cui stiamo lavorando per cercare ovviamente quello di valorizzare il meglio, diciamo, e tutti gli aspetti della collezione. Per Palazzo Spinola anche aspetti che possono sembrare secondari, come ad esempio l'allestimento delle cucine, ma che vi posso assicurare, e questa è una grande soddisfazione, per il fruitore di Palazzo Spinola, non vedere le cucine storiche è forse una mancanza, è stata sentita come una mancanza maggiore rispetto adesso al cantiere del terzo e del quarto piano, perché vedere un ambiente come quello delle cucine fa capire ancora di più la natura di dimora storica di Palazzo Spinola. Questo è un po', spero di aver risposto in modo esaustivo. Volevo chiedere questa cosa, cioè, la prima è che evidentemente, come mi pare Farida Simonetti abbia così un po' tratteggiato, uno dei motivi che ha portato gli Spinola a donare allo Stato piuttosto che al Comune è perché in qualche maniera non volevano che venissero attuati degli interventi radicali e tra virgolette snaturanti di quello che loro volevano rimanesse una testimonianza di una dimora storica. In questo, come dire, illuminati ma anche con una tradizione, volevano comunque lasciare un segno. La seconda domanda è: ma nel momento in cui poi tutto sommato è andata bene che gli Spinola facessero questo, ma avevano presente forse un modello inglese nella donazione e nel voler mantenere la loro dimora? Avevano davanti a sé l'ipotesi che si potesse replicare questo in ambito genovese? È una domanda. La seconda domanda è che, la seconda osservazione che faccio è che il continuo studio dei documenti consente di lavorare bene nello ristrutturare o nella sistemazione e la terza è che il far vedere, il mostrare che c'è una continua opera di intervento arricchente, migliorativo, che rende vivo il museo, rappresenta una delle principali giustificazioni per le donazioni che si susseguono per piccoli e grandi beni, perché una delle preoccupazioni che io credo abbia un donatore è di non avere la certezza che ciò che donerà verrà in qualche maniera valorizzato o avrà comunque vita. Non c'è nulla di peggio che donare per esempio documenti, mi limito soltanto ai documenti, e sapere che rimarranno sine die nelle casse, e questo si vede fare molto spesso, mentre da questo punto di vista Palazzo Spinola di Pelliceria è esattamente la testimonianza di una vita attiva e in prosecuzione. Aspetta che erano tante le domande. Allora, la prima, quella dello Stato. Credo che sì, sia stata una scelta assolutamente non dico in polemica, ma comunque evidentemente con il supporto di Pasquale Rotondi, che era il soprintendente, quindi era il rappresentante dello Stato
avendo lui come persona di fiducia e di riferimento e avendo la preoccupazione data dall'esempio per loro non positivo di Palazzo Rosso, lo Stato è diventato un punto di riferimento assolutamente anomalo rispetto a quello che è la tradizione genovese, perché come fino all'ultimo la duchessa dimostra, il riferimento era sempre la città di Genova, non era lo Stato. Non a caso a Genova è l'unico museo statale, mentre in altre città musei statali sono più presenti, da noi sono tutti civici e l'unica eccezione è appunto Palazzo Spinola e Palazzo Reale, ma per ovvia conseguenza dalla monarchia allo Stato. La seconda è l'esempio inglese, non mi risulta, direi che forse non è l'esempio inglese ma l'esempio italiano di tante dimore, penso alle dimore romane, alle dimore delle grandi città con forte caratterizzazione aristocratica, nobiliare italiana, conservate e aperte. Non c'è un atteggiamento mai degli Spinola di guardare all'estero, mi sembra una cosa più legata proprio al voler conservare il nome e i beni e la dimora della propria famiglia. Quello non ha... Le altre domande? Questa cosa del continuo arricchimento che attira. Quello è fondamentale, devo dire, ha funzionato e continua a funzionare con Gianluca, perché allora il museo bisogna partire secondo me dal concetto di un museo strumento per i cittadini del luogo in cui si trova, quindi deve essere vivace, deve essere continuamente attivo e continuamente offrire motivi per andarci. Il museo fermo, immobile, è un museo per quello che si visita una volta nella vita, non è quello che dovrebbe essere, invece bisogna creare occasioni per renderlo vissuto quotidianamente da chi vive in quel luogo, perché il museo è espressione di un luogo, di una cultura, di una civiltà, quindi lo ritengo dal mio punto di vista fondamentale. Sì, e questo si esprime anche attraverso gli acquisti della Galleria Nazionale della Liguria. Sono tanti e sono molto studiati, nel senso, se ricordate, le prime acquisizioni erano opere di qualità, però non legate al territorio ligure. Quindi è stato difficile anche allestirle nell'allestimento, diciamo, del 2022. Con la giustizia di Pisano, come vi dicevo, nel 66 c'è stata una svolta e sempre più questo criterio legato al territorio è diventato prioritario, con un ampliamento negli ultimi anni a tutto il territorio ligure, perché la denominazione è Galleria Nazionale della Liguria, e poi abbiamo un po' forzato, diciamo, anche dal punto di vista cronologico, con, devo dire, ottimi risultati secondo me, perché inizialmente, essendo a Palazzo Spinola con una quadreria predominante dei 6-700, diciamo l'attenzione era molto su quel periodo. E invece ci si è un po' si è guardati anche un po' al contesto culturale rinascimentale, e con delle importanti acquisizioni da Badam da Modena sino a Lorenzo Fasolo, che recentemente si è cercato di valorizzare tutta la parte delle ceramiche e dei manufatti di arti decorative, e poi questo, devo dire, anche sguardo un po' nei confronti dell'arte dell'Otto e del primo Novecento, con alcuni tasselli molto importanti. Penso ad esempio alla ceramica di Jorn,
del 1958, che tra l'altro è stata acquistata dal Ministero nel momento in cui gli eredi Barile avevano deciso di destinare in comodato alla galleria la collezione di questo importante studioso che, come dire, come Jorn aveva contribuito non poco a valorizzare la grande produzione della ceramica savonese. E si sta continuando, diciamo, in questa direzione, ampliando sempre più diciamo, la cronologia delle collezioni. Diventa certe volte non facile da far comprendere e bisogna curare in modo particolare l'allestimento. Ad esempio, quando sono state donate le opere di Guido Strazza legate ai Balzi Rossi, qualcuno un po' ha storto il naso, perché si ha sempre l'idea un po' di Palazzo Spinola dei piani storici. È ovvio che nei piani storici non vengono collocate le opere di Strazza, ma il terzo e il quarto piano, proprio essendo spazi neutri, consentono anche di creare degli approfondimenti, dei focus che si distaccano molto da quello che il visitatore vede sotto, perché la finalità è quello di valorizzare quelle che sono degli episodi e dei momenti e delle vicende legate al territorio ligure. Questa è la missione principale che si sta portando avanti. Bene, se non ci sono altri interventi io concludo, ringrazio ancora moltissimo i due relatori e dico solo che giovedì prossimo alle ore 17 Maurizio Canepa dell'Università di Genova parlerà di Dalle stelle alle nanopiramidi. Siamo nel settore delle scienze. Vi ringrazio ancora molto, grazie a tutti.